Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere tre disastri avvenuti nella difesa russa. Ti ricordo che la difesa russa è quel tipo di difesa che utilizza il nero contro questo tipo di impostazione, anziché giocare la solita cavallo C6, gioca cavallo F6. È sicuramente una variante tagliente che può mettere in crisi il bianco se non la conosce, ma se la conosce vedremo che il bianco potrà dare anche delle sonore lezioni al nero. In questo tipo di partita stanno giocando un maestro internazionale contro un gran maestro con il bianco e il turno appunto del bianco che gioca cavallo N5. Questa è una delle varianti principali. Adesso si può giocare D6, si può giocare D5 oppure anche la tagliente donna E7 con l'idea che sposti il cavallo e ti pappo il pedoncino che c'è qui dietro. D4 per sostenere il cavallo cercando di lasciarlo qui il più possibile, ma prima o poi anche a seguito di D6 questo cavallo dovrà abbandonare la casa in E5, cavallo C6, cavallo in F3 come non detto, donna per E4 scacco. Adesso la posizione del nero non sembra affatto male, in realtà bisogna sempre fare i calcoli con il vantaggio di sviluppo, alfiere in E2. Ora, guarda che cosa sta per succedere, il bianco fra poco roccherà corto, probabilmente ci piazzerà anche una bellissima torre su E1, questa torre attaccherà a raggi X sia la donna che soprattutto il re dietro, in più sono molteplici gli attacchi che può fare il bianco, semplicemente anche sviluppando il cavallo in C3 si guadagnano tempi attaccando la donna, quindi il bianco che sembra avere la donna qui al centro che è molto forte, i due cavalli, in realtà ha grandi possibilità. Il nero va subito all'attacco con donna B4 con l'idea di fare doppia pressione su questo punto e in questo caso la difesa migliore è cavallo in A3, cavallo in esterno che difende questo punto. Il cavallo a questo punto in B va in D5, occupando questa casa molto importante, e adesso arrocco corto. Ripeto, nonostante qui il nero sembra che stia facendo peripezie, cavalli, donna, in realtà qui il vantaggio del bianco è abissale. Adesso il nero per velocizzare l'arrocco sacrifica l'alfiere sul cavallo con l'idea di arroccare e anche con l'idea di creare un'impedonatura, no? Poiché a seguito di questa cattura si hanno dei pedoni doppiati. Tuttavia il bianco qui non cattura ma gioca alfiere D3. Alfiere D3 con l'idea di intrappolare la donna, poiché gli alfieri controllano tutte queste diagonali. La donna non può permettersi di stare su questa colonna perché fra poco arriva torre in E1, inchiodando la donna, quindi la donna deve andare da qualche altra parte. Donna G4, una delle praticamente poche case rimaste, se non l'unica. H3, donna H5. La donna non ha più case, la donna non ha più case dove andare. Questa è minata dall'alfiere, questa dall'alfiere, questa dal pedone, questa dall'alfiere, questa dall'alfiere, questo dal pedone, questo dal cavallo e quindi non ci sono troppe possibilità per la donna. Torre in E1 scacco, ritirata di alfiere in E7, ma la torre in E1 non serviva a dare scacco, ma serviva a giocare questa. A questo punto la donna è praticamente intrappolata e il nero abbandonò. Fantastica, vero? Andiamo alla prossima partita. Il bianco 2330 punti elo, maestro fide, contro 2107 candidato maestro col nero. Andiamo a vedere quali sono state le mosse. Chiaramente la difesa è sempre quella russa, con la variante appunto del cambio su E5. Donna in E7 e questa volta prima abbiamo giocato D4, adesso subito ritirata in F3, cavallo per E4 minacciando anche scacchi di scoperta, alfiere 2 che è la mossa più tranquilla e allo stesso tempo più forte, sviluppo di un alfiere, chiude la colonna e prepara l'arrocco. D5, ancora una volta il nero sembra messo bene ma è tutta apparenza, arrocco, alfiere in E6, probabilmente il nero sta cercando di togliere velocemente i pezzi sull'ala di donna per arroccare lungo. D3, il cavallo è costretto a spostarsi. Cavallo D4, questa mossa onestamente non l'ho capita e non l'ha capita neanche il computer. Non riesco a capire quale possa essere l'idea di questa mossa, probabilmente qualcosa di questo tipo, ma la casa C7 è protetta
si vuole cambiare il cavallo per l'alfiere? No, perché il bianco non lo fa, quindi onestamente non capisco il significato di questa mossa, però insomma stiamo parlando di un maestro fide, sicuramente avrà un senso questa mossa, tuttavia veramente ci sono stato parecchio e non riesco a capire, anzi se voi la capite scrivetelo in un commento qui sotto, qui sicuramente era buona anche di 4 e poi cavallo in E5. Non lo so, ho pensato a tutto, ho pensato che aveva bisogno di spingere il pedone F, però non ho capito. Cavallo in BD7, alfiere in F4, puntando su questa casa, e adesso questa casa B2, dato che l'alfiere è andato via, è rimasta debole, donna B4, con l'idea di andare a rompere un po' le scatole. Tuttavia questo faceva sicuramente parte dei piani del bianco. C3 per minacciare la donna, donna per B2, questo pedone era avvelenato perché adesso cavallo B3, la donna è intrappolata. La donna non può scappare qui, poiché c'è il cavallo, e tutte le altre case sono controllate. D4 con l'idea di salvarsi, per esempio se ora il bianco cattura col pedone, c'è semplicemente alfiere B4 e la donna nera riesce a salvarsi. Perché? Perché per esempio dopo alfiere C1 per catturare la donna andiamo con alfiere B3, con l'idea di cambiare le donne. Ma il bianco gioca C4 e ora a seguito di C4 questa mossa qui non funziona più perché non c'è più la possibilità per il bianco di proporre il cambio delle donne e dopo appunto un eventuale alfiere in A3, alfiere C1 e buonanotte. Qui la donna nel peggiore dei casi diciamo si prende una donna, si prende una torre, scusate, cavallo per A1 e niente, qui il bianco sta molto bene e anche in questo caso il nero si ritirò. Ultimo esempio per oggi, e ancora ormai conoscete a memoria questo inizio, cavallo che cattura e donna in E7. Ritirata di cavallo, cavallo per A4, solito alfiere 2, mossa tranquilla, D5, arco corto, alfiere 6. Praticamente questa è una coppia della partita di prima. Prima a un certo punto ti ricordi che c'era D3, adesso cavallo per C3, cavallo per C3, B per C3, interessante questa cattura del pedone B, sicuramente per sostenere meglio di 4, ma credo che l'idea sia proprio quella di sviluppare l'alfiere in A3, quando sarà possibile chiaramente. C6, cavallo in D4, ora sicuramente ha più senso questa mossa in questa struttura pedonale, cavallo D7, torre in E1, attacco velatissimo, arrocco corto, torre B1 e ora H5. Adesso il bianco trova una combinazione tattica veramente interessante. Oddio, non è che ci siano i presupposti per un attacco all'arrocco avversario, poiché c'è questa struttura di pedoni molto solida, un alfiere che sembra non avere possibilità, dato che questi pedoni controllano tutte queste case, un cavallo men che meno, c'è solo una torre che fa pressione sicuramente sulla colonna B, però non c'è neanche la possibilità di raddoppiare con una donna dietro, poiché c'è ancora l'alfiere camposcuro sulla casa di partenza. Però il bianco trova comunque questo tatticismo, sacrificio di cavallo, e ora alfiere a 6 scacco. Da notare che la colonna B è aperta ed è totalmente controllata dal bianco, l'unica via di fuga è il re C7. Su re C7 segue torre B7, re D6 una unica possibilità, D4 per andare a ipercontrollare queste due case e quindi a minare vivo il re. Adesso manca solamente alfiere in A3. Donna F6, alfiere in A3, C5 e ora qui come può continuare la partita? In tantissimi modi. Cattura con scacco, cavallo per C5, donna D3. L'idea, chiaramente il cavallo non può catturare la donna poiché è inchiodato dall'alfiere, l'idea è quello di fare manovre di questo tipo con la donna, entrare in B5, da B5 si potranno sostenere una serie di attacchi, almeno la donna inizia a essere attiva. Torre D7, donna B5
e qui si minaccia chiaramente l'attacco, scusami, sul cavallo in C5. Se chiaramente torre C7 e qui abbiamo torre per C7, re per C7, alfiere per C5, cambio, cambio e adesso attenzione che stiamo per arrivare alle battute finali. Donna di 6, scacco, dove può andare il re? Qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, potrebbe andare solamente qui, ma qui ci sarebbe scacco matto. Se il re invece, se si interpone davanti l'alfiere, c'è semplicemente donna B8 e alla prossima c'è comunque il matto. È sicuramente una combinazione molto interessante. Seguito del cambio, se non catturava col cavallo si poteva andare con re in C6. Ok, interessante, c'è comunque sempre donna di 3, sempre con l'intento di andare in queste zone qui. Se non so, qui il nero gioca alfiere per C5, abbiamo sempre donna B5 che è molto forte, il re è costretto ad andare in D6, torre per D7, torre per D7 e adesso donna per C5, scacco matto. Insomma, riuscire a vedere, aspetta che torniamo indietro qualche mossa, riuscire a vedere questo colpo tattico in questa posizione io penso che sia veramente per pochi. Non a caso il bianco è un grande maestro da 2565 punti. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti al canale. Ciao, ci vediamo domani! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!